Buongiorno, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo, Chioggia in diretta. Siamo a Chioggia per la presentazione del diario Fantastico Veneto. Siamo con il presidente della BCC Patavina, Leonardo Toson. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Uno dei partner principali di questa iniziativa. Presidente, aderire a questa iniziativa cosa significa per la banca, per la BCC Patavina? Significa trasmettere anche attraverso uno strumento per i ragazzi quei valori, diciamo, che sono anche propri di una banca di credito cooperativo, che sono quelli della solidarietà, della cooperazione, del risparmio, della previdenza, no? Sono temi importanti, noi siamo molto impegnati nella crescita, nello sviluppo anche dei nostri giovani, e questo è uno strumento che mette in risalto tutta una serie, diciamo, di positività che sono proprie del vivere insieme, della famiglia, del territorio, ecco, di tutti quei valori con i quali è opportuno che i ragazzi già da giovani debbano confrontarsi e cominciare a vivere. Del resto la banca è una banca del territorio, è una banca che lavora molto con le scuole, con molte iniziative, e anche che sostiene gli studenti delle scuole con premi. Sappiamo che insomma, siete molto vicini. Sì, sono molteplici le attività proprio in funzione delle nostre finalità in ambito culturale, in ambito educativo, da premi allo studio, ma anche da rapporti con le scuole. Anche qui proprio nel territorio di Chioggia abbiamo promosso anche delle iniziative sulla creazione di cooperative scolastiche per toccare quelli che sono i valori anche della cooperazione, no? Anche molto con le scuole un po' di ogni ordine e grado. Ultimamente abbiamo un ottimo rapporto anche con l'università, per cui qui stiamo parlando dei ragazzi, dei ragazzini, ecco, dei germogli, no? Però è importante accompagnare anche la componente, diciamo, degli studenti che si apprestano al lavoro, contribuendo proprio anche nella formazione con delle professionalità specifiche in funzione anche di quelle che sono le esigenze del mondo produttivo, del mondo del lavoro. Ecco, viviamo in un territorio di eccellenza sotto questo aspetto. Noi abbiamo i giovani che sono ovviamente attratti dal mondo intero, oggi si sentono cittadini del mondo, è giusto che vadano a fare delle esperienze in giro per il mondo, però poi abbiamo bisogno di loro anche nel nostro territorio per un ricambio generazionale che è estremamente importante per la continuità delle nostre imprese, per la formazione ovviamente anche delle famiglie, un po' per questa diciamo, ecco, cultura della vita, del vivere e del crescere ovviamente tutti insieme. La banca deve fare la propria parte, non manca e non mancherà di farlo. La ringrazio Presidente. Grazie a voi.